Buonasera a tutti. Dopo 11 interventi, oltre 2 ore e mezza di cose, sarà un po' difficile dire qualcos'altro e anche, vabbè, proviamo. Io sono Mauro Giolo, sono presidente della Costruzione Orizzonte, un'azienda edile di Rovigo e sono in rappresentanza di un'industria a Rovigo, anche se ero il mio presidente di ANCE Veneto, di cui condivido moltissimo di quello che ha detto. Allora, velocemente un pensiero di quello che potrebbe essere rimasto a livello proprio di impresa, di imprenditore locale, potrebbe essere questo. Allora, crisi che vuol dire un punto basso fra un punto alto, credo non sia questa la situazione. Qui siamo in un cambiamento di livello e quindi gli imprenditori oggi non dicono più ma resistiamo finché le cose diventano come prima, non diventeranno più come prima. Quindi gli impresari cosa devono fare? Devono progettare delle nuove strategie in questo mercato, in questa situazione. Quindi devono leggere i propri punti di forza, i punti di debolezza, guardare le opportunità e le minacce che dà il mercato. Quindi bisogna trovare nuove strade, perché non si può sperare, come ha detto qualcuno, di fare risultati diversi facendo le stesse cose nello stesso modo di prima. È impossibile questo. Quindi sicuramente l'imprenditore si deve interrogare in questo mercato quali nuove strade. Tutto quello che abbiamo detto in riferimento al risparmio energetico e energie rinnovabili, efficienza degli edifici, eccetera. Io in questo momento mi sentirei di dirlo almeno per questa realtà che noi viviamo, che potrebbe essere un già ma non ancora. In che senso? Non abbiamo imprese e agenzie piene così di gente che vuole comprare le case, ma non le compra perché non sono efficienti energeticamente. Cioè, ok. Però è sicuramente vero che ci sono tantissimi segnali che ci dicono che il mercato dove sta andando? Sta andando là. Perché? Perché la gente sempre di più ci chiede ma in che classe è l'edificio? Ma quanto consuma? Ma quanto dura? Quindi l'imprenditore nella sua analisi strategica certamente non può domani mattina fare solo un tipo di edificio, ma certamente deve leggere i segni per progettare la propria azienda nel futuro. La gente cosa ci sta chiedendo? Principalmente ci chiede il comfort abitativo. Parentesi, ci insegnano al marketing che le scelte più importanti che facciamo nella vita, ma negli acquisti, non le facciamo ragionando, non le facciamo con la testa, le facciamo con gli occhi e con la pancia. Quindi anche quando andiamo a vendere che il mio fabbricato è in classe A+, che ha il geotermico, il fotovoltaico, io quando presento queste cose, oggi si passa molto oltre, si passa velocemente su questo purtroppo. Quindi quando dobbiamo vendere queste cose dobbiamo trovare il modo giusto anche di andare a proporre, che non è tecnico, non è di ragionamento purtroppo, bisogna anche proporlo in modo accattivante perché l'uomo, la donna, perché i fabbricati li comprano le donne, è così. Questa è l'esperienza che viviamo tutti i giorni e quindi è così. Potremmo fare gli esempi ma è troppo tardi. Quindi ci chiedono comfort abitativo, vuol dire una cosa un po' diversa dal risparmio energetico. Ci chiedono anche il risparmio energetico, ci chiedono la qualità sociale, anche la posizione, i trasporti, i figli, eccetera. E ci chiedono molto quello che è l'emozione della casa. Purtroppo è questo, perché, ripeto, non si compra sempre con la testa ma molto con la pancia. Quindi cosa deve fare l'imprenditore oggi? Secondo me comunque deve leggere che il mercato sta chiedendo qualità abitativa, qualità di risparmio, qualità sui costi di manutenzione, eccetera. Però qualità vuol dire costi. Allora cosa si fa? Probabilmente il mercato qui si divide in un prodotto medio-alto in cui l'impresario deve fornire molto servizio, molta capacità, deve dare performance, deve dare garanzie, deve dare il libretto di istruzioni, deve dare il prodotto ad alto livello, soprattutto anche nel percorso progettuale. Ma chi non ha queste risorse economiche del centro storico o del prodotto ad alto livello, come fa? Perché anche lui vuole la qualità della sua casa. Per cui io suggerirei, e ci sono i segnali in questo, quello che diceva la signora, cioè devo fare una industrializzazione di processo progettuale e produttivo che abbia come finalità l'abbattimento dei costi elevando le prestazioni dell'edificio. Condivido però che ecco, questa modalità comporta come fascia prevalente
quasi del tutto la parte del nuovo, perché in ristrutturazione siamo sulla prima fascia, okay? Perché è difficile che trovo un fabbricato con 50 proprietari che posso demolire e ricostruire, perché queste non sono cose reali, insomma. Ci fermiamo qua perché è tardi. Grazie.